Daydreamer, anticipazione episodio 93. Sanem accetta la proposta di Jit, il fratello di Pauline. Il mattino successivo alla festa di presentazione della campagna Ready Mod, appena giunti in agenzia, Jeanne e Sanem discutono perché lui la saluta provocandola e lei cerca di riportare tra loro le distanze. Poco dopo arriva Jit e Jeanne è subito palesemente infastidito dalla sua presenza, anche perché il ragazzo informa Sanem che sta procedendo alla sistemazione dell'ufficio della casa editrice che aprirà a breve al piano inferiore. Sanem coglie l'occasione per confermare a Jeanne che andrà a lavorare da Jit, mentre Jeanne era convinto che Sanem avrebbe continuato il lavoro nella sua agenzia anche senza di lui. Arriva Pauline e Jit la saluta chiamandola sorellina, con grande sorpresa di Jeanne e Sanem. Anche Jit è sorpreso di scoprire chi sia Jeanne, il famoso fotografo. Pauline vorrebbe parlare con Jit, ma lui chiede invece di farlo con Sanem, in relazione al nuovo lavoro. Jeanne è palesemente contrariato, Sanem rimane con Jit e viene a sapere che lui e la sorella non si incontrano da tanto tempo. Poi insieme scendono a visionare il nuovo logo di lavoro. Jit chiede a Sanem se c'è qualcosa tra lei e Jeanne. Lei risponde che la situazione è complicata, ma che vuole concentrarsi sul suo lavoro. Pauline fa invece presente a Jeanne che lo trova nuovamente coinvolto nel lavoro in agenzia. Pauline se ne va, Sanem ritorna in agenzia e Jeanne pretende che vada nel suo ufficio. La invita a sedersi per parlare un po' con lui in modo professionale, ma lei rifiuta. Allora lui porta il discorso sulla sua stupida decisione di accettare la nuova offerta di lavoro, visto che ha incontrato Jit da solo 2 giorni. Jeanne è geloso e fatica a contenere i toni, le dice che ha talento ma non ha esperienza, che ha molto da imparare da lui. Ma Sanem è irremovibile e ribadisce che ha già preso la sua decisione, tanto che dopo prende un grosso cartellone, lo piazza al centro dell'agenzia e comunica che lo userà per fare il countdown dei giorni che le mancano per lasciare quel lavoro. In agenzia Emire parla con Leila. Lei gli dice che Sanem ha deciso di andarsene perché non potrebbe rimanere lì dove tutto le ricorderebbe Jeanne. Poi vede Osman arrivare e va via di corsa. Il ragazzo vuole portarla a pranzo fuori, ma lei declina perché è troppo impegnata col lavoro e lo abbraccia, scatenando la gelosia di Emire. Jit e Sanem invece si accordano per mangiare insieme e Jeanne coglie visibilmente sconvolto parte della telefonata. Durante il pranzo veloce alla casa editrice, Jit chiede a Sanem di poter leggere quanto prima la parte iniziale del suo romanzo, ma lei gli dice che ancora è troppo presto. Lui vorrebbe poi prepararle il tè, ma Sanem gli ricorda che la sua pausa pranzo è terminata. Nel frattempo Yuma si reca nel quartiere per acquistare dei prodotti biologici nel negozio di Mekibè, da cui scopre che Sanem non è particolarmente portata per la cucina. Tornata in agenzia, Sanem si reca nell'ufficio di Jeanne. Lui è provocatorio e le fa presente che le aveva chiesto di immateriare un'ora prima, ma lei lo informa di essere stata in pausa pranzo fuori dall'ufficio. È un suo diritto pranzare dove vuole. Lui incalza insinuando che lei abbia già preso in carico il secondo lavoro a discapito del primo, ma Sanem ribadisce che nei 13 giorni che rimangono lei porterà a termine tutto. Sanem gli elenca tutte le cose che ha richiesto e che ha già fatto, poi gli dice che vorrebbe andarsene, ma lui vuole lavorare ancora con lei e le offre del cioccolato. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!